Bene, siamo ritornati in diretta radiofonica, siamo sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Ci siamo collegati col dottor osteopata Giordano De Marco. Vorrei ringraziare in primis la paladina del canale Telegram La Forza dell'Amore, Rosanna. Questa chiacchierata verrà poi postata direttamente sul canale anche YouTube di La Forza dell'Amore o sul canale Telegram La Forza dell'Amore. Bene, allora, Giordano carissimo, adesso dovremmo esserci. Ciao Luciano. Buona giornata, perfetto, i livelli sono ottimi, qualche piccolo problema tecnico con il programma Jitsi, però insomma questa è l'alternativa, eccola qui. Capita, dai, nessun problema, in qualche modo ci sentiamo e si fa sempre. Sì, ecco, l'argomento di oggi è un argomento non indifferente, è i protagonisti del dialogo interiore. Sì. Allora, in primis però, già ci siamo sentiti altre volte, però diciamo chi magari è nuovo, che non sa, è il dottor osteopata Giordano De Marco, che opera qui nella zona di Este, diciamo nel Padovano. Un ragazzo col cuore non indifferente. E allora a te la parola. Bah, guarda, intanto grazie, sei fin troppo generoso. Diciamo che sì, mi presento intanto, che così almeno chi mi sente per la prima volta dice: ma chi è questo qua? Allora sì, sono un osteopata, quindi il mio percorso è partito dallo studio del corpo e dallo studio delle connessioni del corpo, ma poi da lì diciamo si è aperto verso un mondo, per cui nel corso degli anni mi sono aperto verso quelle che sono le relazioni tra gli aspetti emotivi e le manifestazioni che ci sono a livello del corpo, e da lì poi diciamo che il passo dopo è stato una ricerca di senso e quindi del perché le nostre emozioni in qualche modo ci guidano e in qualche modo si strutturano dentro il nostro corpo, e il nostro corpo, che è una macchina perfetta, permette anche che le nostre dinamiche emotive, diciamo, interferiscano con il suo operato, però inizialmente non riuscivo a trovare un grande senso. Quindi poi dopo diciamo che la mia ricerca si è spostata su un ambito che è quello anche della spiritualità, e quindi del cercare di comprendere il perché ci muoviamo in un certo modo nella vita, verso che direzione, ognuno con la propria strada. E quindi da lì ho incontrato una serie di personaggi, esperienze, informazioni, perché si sa che nella vita chi cerca trova, che diciamo mi hanno trasformato, non un po', mi hanno profondamente trasformato. E quindi io adesso porto avanti due strade. Una è la mia pratica quotidiana in studio, dove insieme ai miei pazienti affrontiamo quelle che sono le loro problematiche, partendo chiaramente dalle esigenze fisiche, ma poi in base all'esigenza della persona possiamo affrontare, diciamo, entrare in altri campi, che sono quelli delle dinamiche di tutti i giorni. Ma questo per me non era più sufficiente, scusami che chiudo qua, e sono arrivato a strutturare questo corso di 2 giorni che si chiama I protagonisti del dialogo interiore, proprio per poter condividere con le persone una serie di esperienze, informazioni e un certo modo, diciamo, di vederci nel cammino della vita, proprio perché io ne ho sentito e ne ho sperimentato il grande beneficio su me stesso. E quindi secondo me condividerlo con gli altri diventa anche un dovere ad un certo punto. Allora, due punti effettivamente. Noi in primis siamo dei magneti, quindi di conseguenza quando attiriamo ciò che in questo momento ci può far bene. Può sembrare una frase buttata lì per caso, però mi riferisco, se noi vibriamo una determinata frequenza, per forza di cose andiamo, diciamo, ci assimiliamo ad alte frequenze che vibrano alla nostra stessa. Ipotesi, se io sono depresso, per forza di cose non potrò mai avvicinarmi a qualcosa che è più forte. Magari sbaglio, non so se riesco a farmi capire io qua. Allora, sì, no, ti sei fatto capire benissimo, e diciamo che è
lo sfondo è quello della legge dell'attrazione, no? Perché no? Più che altro perché è un periodo buio questo. Tantissime persone, anche che sento in radio, sono amareggiate, hanno paura che le cose non cambino, perché si sta avvicinando qualcosa di negativo, perché questo, cioè sono in una fase pessimistica. Invece è proprio da dentro questo famoso dialogo che bisogna far partire qualcosa. Sì, allora, il pessimismo è un po', è un po' presente ultimamente, ma, ma dovremmo recuperare una fase di ottimismo. Non so, pensiamo rispetto a 10 anni fa. Rispetto a 10 anni fa, a che punto siamo? Non so, rispetto a tutte le fatiche che abbiamo superato negli ultimi 10 anni, vabbè, insomma, quella più evidente è stata quella del Covid perché ci ha coinvolto tutti, ma al di là di quella, cioè abbiamo attraversato diverse situazioni e queste situazioni a cosa ci hanno portato? Ci hanno portato, in fin dei conti, a una ricerca di un qualcosa di nuovo, di un qualcosa di più. Non so, Luciano, per me era molto più facile essere fregato 10 anni fa rispetto a quanto lo rendo possibile adesso, no? Giusto? No, è corretto perché, bene o male, facciamo anche passi a ritroso per dire, mio nonno ha fatto la prima guerra mondiale, mio padre ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi nell'arco della vita, dei passaggi, per forza di cose ci sono degli eventi che vanno, diciamo, a modificare l'interno di ogni Certo, essere e sono tutte esperienze nuove che devono fare. certo. Si vede che altre vite non abbiamo fatto correttamente e adesso ce le ritroviamo sul piatto, insomma, stando ad Eh, alcune linee. Quindi, Ma guarda, anche il discorso delle vite non è che non abbiamo fatto correttamente e quindi adesso le ritroviamo sul piatto. La realtà, per quanto mi riguarda, è che se dentro abbiamo alcuni impulsi positivi, è perché l'opposto l'abbiamo già provato. Cioè, le esperienze si trasformano in facoltà. Questa è una regola proprio dell'universo. Quindi, come dire, qualcuno ha dovuto insegnarti che non si uccide qualcun altro, oppure era già un impulso che avevi da dentro? è scritto dentro di noi. Io sovente lo dico, Già. non ho bisogno che qualcuno mi dica se sto facendo del male o del bene, ce l'ho già dentro. Questo messaggio cristico interno, io dico che abbiamo noi, è già scritto, solo che dobbiamo, come hai detto tu giustamente all'inizio, i protagonisti del dialogo interiore. Sì, perché effettivamente se noi guardiamo la nostra vita, a volte ce la facciamo, a volte un po' meno, no? Giusto? Eh, Diciamo che su certe cose, se siamo qui a parlare di alcuni argomenti, ci siamo, nel senso che, vuol non dire so, che ci dentro di tocca, noi abbiamo un impulso a non voler più prevaricare l'altro per forza per poter raggiungere un obiettivo, no? Non siamo disposti, non so, io penso che tu, Luciano, non sia disposto ad uccidere una persona per raggiungere un tuo obiettivo personale. no, di sicuro, Giusto? se Ok, siamo... però nel passato, probabilmente, dato che in questo hai capito che questa non è la modalità, probabilmente l'hai capita perché in un'esperienza passata è un'esperienza che hai già fatto, da un lato o dall'altro, ma hai capito che quella non è la strada. Chi invece lo sta facendo oggi, perché nel mondo ci sono ancora persone che sono disposte a commettere atti terribili Sì, che pur non di raggiungere guardano. un proprio obiettivo personale, giusto? Certo, certo. Significa che quelle persone sono ancora in un contesto di immaturità. Cosa significa? Probabilmente hanno fatto qualche esperienza in meno rispetto a quella che abbiamo fatto noi. Ok? E noi, vedendo il loro operare, il loro operato, come dire, ne prendiamo ancora più le distanze e cerchiamo di agire totalmente in un'altra direzione. Capisci quello che voglio dire, Ah no, è Luciano? perfetto, in effetti è interno. Io pure sovente, diciamo, io non ho quella, quando, quella rabbia che solitamente può prendere certe persone perché altre persone fanno delle cose, perché in primis cerco di non entrare nel giudizio, Eh, perché
che è una delle cose che non è semplice frenare, diciamo, il giudizio. Può sembrare così a parole, però comporta, diciamo, una presa interna non indifferente. Perché? Perché effettivamente ognuno di noi ha un suo percorso. Ovvio che mi distacco completamente da tutto quello che è negativo, che viene fatto negativamente, però mi viene da dire, effettivamente, come hai detto tu prima, sono dei passaggi. Se sono qui c'è un motivo, anche questo. Dico, perché sono qua? Perché Allora, sto... è bravo, hai aperto intanto una buona domanda, un buon tema che è quello del giudizio. Il giudizio, noi non possiamo sospenderlo, noi non possiamo esimerci dal giudicare, ma dobbiamo capire che cosa possiamo giudicare. Allora, noi non possiamo, noi, anzi, facciamo così, partiamo da cosa possiamo giudicare. Noi possiamo, siamo tenuti e quindi dobbiamo giudicare quella che è un'azione e l'effetto che quell'azione comporta. Perché sennò come ci orientiamo nella vita verso quali sono le cose utili o non utili, buone o non buone, costruttive o non costruttive? Quindi il giudizio, una valutazione, una considerazione, noi dobbiamo metterla all'interno del nostro operare, nella nostra osservazione del mondo. Quello che noi non possiamo giudicare è il contesto, diciamo, è il percorso che l'essere umano che ha compiuto quell'azione sta vivendo. Noi possiamo sapere che quell'essere umano è partito esattamente da dove siamo partiti noi e probabilmente, con tutta probabilità, arriverà esattamente dove arriveremo noi. Nell'arco di più vite io parlo, però di questo ne abbiamo già parlato le volte scorse, quindi Sì. non riapro tutto quel capitolo lì del perché e del per come. Però probabilmente siamo partiti tutti da uno stesso punto e tutti arriveremo in uno stesso punto. Quello è il percorso. Noi non possiamo giudicare, non possiamo sapere all'interno di quale punto del percorso è quella persona. Non so, Luciano, se tu hai fatto, per esempio, 2 vite in più di un'altra persona, tu hai avuto, non so, 160 anni in più di vita dove sperimentare varie situazioni, no? E questi 160 anni sono la tua maturità interiore nel comprendere come muovere certi passi nella vita. Se una persona ha vissuto 160 anni in meno, per esempio, magari certi passi non ha avuto ancora il tempo di compierli. Ma allora perché io vivo un paio di vite in più rispetto a un altro e qualcun altro un paio di vite in più rispetto a me? Perché gli esseri umani crescono in una rete di relazioni e in questa rete qualcuno che è un po' più avanti funge da ispirazione per chi è un pochino più indietro e chi è un po' più indietro, come dire, serve per chi ha fatto qualche passaggio in più per prendere le distanze da certi atteggiamenti, da certe modalità e operare in modo diverso e più consapevole nella vita e cercare di trovare un modo per accompagnare chi è un pochino più indietro a fare un passo in avanti nella vita. Dante dice, per esempio, che nel cosmo, nell'universo, tutti tirati sono e tutti tirano, no? Cioè, quando vede le gerarchie angeliche dice tutti tirati sono e tutti tirano. Cosa significa? Che nell'universo nessun essere è fermo, siamo tutti in movimento, siamo tutti crescendo in una determinata direzione e tutti sono impegnati a dare una mano a chi sta un po' più indietro e a farsi dare una mano e si fa dare una mano da chi ha fatto un passo più avanti. Lì il Bello discorso, così, no? dicevo, anche delle frequenze, perché c'è Riccardo qua da Brogliano dice, ma è vero, ma come si fa a cambiare frequenza per attirare qualcosa di positivo, qualcosa... Allora, non basta pensarlo, Mm. non basta pensarlo, bisogna amare un po' di più. E come si fa? Si fa un'azione d'amore in più al giorno, quella che non ti va di fare, quella in più, magari ne fai già molte, non l'azione buonista. L'azione d'amore in più è un'azione che crea un bene nuovo che ancora non c'è. È l'azione che è mirata e tarata sull'altra persona
per costruire il suo vero bene, non per assecondare i suoi vizi o i suoi difetti o le sue resistenze. Siccome la forza è un amore, scusatemi, siccome l'amore è una forza, ho invertito le parole, proprio come dice anche Rosanna, la forza dell'amore, no? Eh, Questo canale, quindi l'amore non è un sentimento, ma è una forza, ok? Vuol dire che può essere allenata. Più io amo, più io mi muovo nella vita con una forma di etica vera, più io, come dire, incontrerò sulla mia strada, incontrerò sul mio percorso delle situazioni che mi permetteranno di eh, coltivare qualcosa di nuovo. Bada bene però, perché nella nostra frequenza, questa materiale, questa fisica, noi cresciamo superando una serie di ostacoli. Quindi che sono bisogna prove. anche comprendere l'ostacolo, ok? E affrontarlo con grande fiducia, perché quell'ostacolo è alla mia altezza, non è insormontabile, è esattamente lì per farmi crescere in un aspetto che serve a me. È attentamente programmato, attentamente strutturato, mi viene attentamente concesso, proprio perché io possa fare un passo in più. Lo so che questo a qualcuno creerà qualche Mal problema, di nel pancia? senso che diranno, ma quello che sta succedendo per esempio in Palestina o in Africa o in America Latina o anche il conflitto i vari conflitti che ci sono nel mondo, ce ne sono tantissimi, lì ci sono tantissime anime che si stanno sacrificando. Però se non arrivi a un punto diciamo, di svolta, che qualcosa risuona dentro, che ti fa capire che c'è, mai riuscirai ad andare avanti, ho paura. Però, Allora, quelle zone sono dei bubboni, sono delle malattie dell'umanità, è chiaro, ok? Chiaramente bisogna operare in un'altra direzione, però io posso prendere una guerra come dire, devo considerare qual è la mia possibilità di azione rispetto a quella forma di malattia. Qual è la mia possibilità di azione? E questo secondo me è importante perché rischiamo, dato che c'è la guerra lì, là, su, giù, a destra e a sinistra, di non agire nel percorso di vita dove siamo stati in qualche modo, dove abbiamo deciso di inserirci. Capito? Quindi magari abbiamo dei conflitti, magari anche forti, accesi con i nostri familiari, i nostri colleghi al lavoro, con i nostri figli, e però siamo distratti e poniamo molta più attenzione a quella che può essere una guerra che è terribile, che chiaramente ci disgusta, sulla quale però noi non possiamo farci niente, perché magari non siamo seduti in alcuni tavoli o in alcune posizioni, giusto? no, io facevo una piccola riflessione. Ai tempi che non c'erano le radio, le TV e quant'altro, le notizie di ciò che avvenivano riportate poi nel tempo, magari da personaggi che giravano e via di seguito. Adesso invece col telefonino apri un attimino la pagina, sei inondato di notizie che effettivamente fanno inorridire alcune, specialmente certe cose, però dentro dici, ma io onestamente cosa posso fare per riuscire a fermare tutto quello? Perché in effetti è alla fin fine è quello. Non è una forma egoistica, però perché altrimenti io mi rendo conto che mi carico di negatività, una negatività che diciamo giorno per giorno aumenta e Sì, perdo la linea del contatto diretto della mia anima, diciamo la mia anima, cioè si perde in questo caso qui. Troppa... sì, soprattutto iniziamo a fare il tifo,
cioè adesso, non è che noi non dobbiamo seguire quelli che sono gli avvenimenti del mondo, noi siamo parte del mondo e se c'è una malattia del mondo è una nostra malattia. Noi siamo profondamente interconnessi con ogni singolo essere umano che è presente sulla Terra. Quindi una malattia che riguarda una popolazione intera, un'area del mondo, è un qualcosa che in qualche modo ci riguarda. Il problema diventa quando noi iniziamo a fare il tifo O per per un l'uno o per lato o l'altro. per un altro, perché iniziare a fare il tifo inizia a portarci verso una strada che conduce verso un odio. E un odio, sinceramente, se tu odi, tendi ad abbassare quelle che sono le tue frequenze, come dicevi prima, no? Ti offusca la mente, non ti rende lucido, non ti rende attivo, non ti rende operativo, ti rende reattivo, ma non attivo, che è diverso, no? Significa agire per reazione e non agire per coscienza, per consapevolezza. Questo è il motivo per cui noi veniamo bombardati da tonnellate di immagini, di notizie, di Sì, sì, informazioni, volutamente anche. ma certo, certo che è volutamente, perché in fin dei conti, con una malattia della terra in una determinata zona, io riesco a contagiare e a frenare gli impulsi di voler fare il bene nella propria vita, nel proprio contesto, degli altri 7 miliardi di persone. Capito? Quindi, non so, noi non siamo in alcuni contesti in questo momento, cioè io vivo a Este, non sono seduto ai tavoli di chissà chi, cioè, insomma, certo che provo una profonda indignazione, ma non posso neanche, come dire, esimermi dal cercare di agire nella mia vita in un modo diverso, in un modo sempre più costruttivo rispetto a quello che già posso fare adesso. Riesco a farmi capire, No, non è una guarda, distanza che prendo, come dire, perché c'è una mancanza di interesse. No, non è che non c'è una mancanza di interesse, ma il meglio che posso fare io, anche per quella zona lì, paradossalmente, è cercare di agire in modo sempre più costruttivo nella mia vita. Facendo cosa? Creando delle situazioni, delle realtà, dei contesti dove si generi una crescita nelle coscienze, nelle consapevolezze, nelle azioni delle persone intorno a me, che fanno parte del mio microcosmo, no? è alla Perché base lì quello, posso in effetti. agire, perché lì si può creare qualcosa di nuovo, perché lì c'è uno sviluppo che diventa orizzontale. Quelle malattie sono dettate da delle trame verticali in cui noi difficilmente rientriamo, però la crescita che noi possiamo proporre è orizzontale e se è orizzontale non può essere fermata perché non c'è una testa da tagliare. Anche perché rischiamo, continuando in questa divisione di squadre, diciamo, che poi persone che magari nelle stesse persone che sono contrarie al comportamento dei loro politici all'interno di quell'evento lì, che vengono, diciamo, a subire delle violenze da parte di altri perché si sono fatti un'idea sbagliata. Ed è Sì. molto pericoloso perché già lo abbiamo qui, nelle varie guerre è passato questi eventi qui, che persone Mhm. innocenti poi perché sono passati gli altri e li hanno sistemati, diciamo. E quindi è molto pericoloso questo qui, però è giusto che noi dentro riusciamo, Mhm. diciamo, a bilanciare, dico io Esatto. Esatto. che è molto difficile, cioè, è un lavoro interno che non è semplice. Tante persone magari saranno scettiche, non crederanno alla reincarnazione, non crederanno a questo, non crederanno a quello, però
se ti ascolti, qualche vocina ti arriva per forza, la devi sentire, è impossibile che non sentiamo queste vocine. E un'altra cosa che tanti forse dimenticano, che il male dell'anima ti arriva che poi va a scaricare sul corpo, e tu credo che di queste cose qui ne sai benissimo. Sì, ma è questo, no? E poi dopo però, come dire, quel male lì ti spinge a lavorare in un modo diverso, ti spinge ad agire in un modo diverso, ti spinge a riconsiderare le cose in un modo diverso, a ristabilire le priorità, a ristabilire dei criteri del bene differenti. E io di questo ne sono certo. Guarda, io ho avuto un paziente che ho avuto perché adesso è passato dall'altra parte, insomma, e io ho avuto questo paziente che ringrazierò sempre di aver conosciuto in vita mia. Una persona divertentissima, però anche con degli egoismi molto forti, no? Per cui un lavoro di responsabilità, di visibilità, come dire, degli interessi legati alle amicizie, magari ad altre, a relazioni anche fuori da quello che è il suo ambiente, e un rapporto con le figlie, lui aveva diverse figlie, un po' distaccato, no? Insomma, un po' legato all'ambiente del denaro, insomma, di sostenere la famiglia più economicamente che con la propria presenza. Beh, insomma, a 54 anni, ad un certo punto gli è venuto un tumore cerebrale. E io lo conoscevo prima come paziente e ho avuto la fortuna di poterlo seguire anche in quei 2 anni, come supporto chiaramente fisico alle terapie che stava facendo, ed è stato magnifico vedere come si stava trasformando. Per cui un giorno è arrivato e mi ha detto: guarda Giordano, scusami se sono arrivato in ritardo, ma sono andato a fare shopping con le mie figlie. E io non ero mai andato a fare shopping con le mie figlie. Ma sai quanto bene sono stato? Ma sai che bello che è stato? Ecco, in quel momento lì, vedere gli occhi che si illuminavano, mentre raccontava questa cosa, era chiaro che stava ridisponendo delle priorità nella propria vita. E quelle priorità che ha ridisposto nella propria vita non vanno perdute. Mentre il corpo, tutti noi siamo destinati a lasciarlo qui, perché chi ha 20, chi ha 100 anni, ma siamo destinati tutti a lasciarlo qui, questa consapevolezza di quali sono gli ambiti utili dove muoversi nella vita, come si costruisce un bene nuovo, quello rimane con noi per sempre. E questo ha un respiro eterno. Quindi quando poi un'altra amica è venuta a dirmi: ma sai che è venuto a mancare questa persona? Io non ho risposto con tristezza, ho risposto con gioia e gli ho detto: bene. E lei mi guarda e mi fa: come bene? Sì, bene, bene, perché ha fatto un percorso incredibilmente bello, soprattutto negli ultimi 2 anni di malattia. E questa immagine io cerco di tenerla fissa nella mia mente sempre quando mi trovo di fronte a una persona che sta vivendo un dolore, perché è stata proprio l'esperienza che mi ha permesso di comprendere con queste chiavi di lettura quel tipo di percorso, il senso di quella cosa che stava avvenendo. Quindi è difficile, sì, è difficilissimo, malediamo il fatto che che ci viene incontro una cosa difficile. È vero, però non siamo abituati, per contesto sociale, per tante cose, non siamo abituati a dedicarci o a porre l'attenzione a quegli aspetti che hanno un respiro immortale, e invece siamo molto più dediti a delle cose che sono destinate a passare. Faccio un esempio: il nostro corpo è destinato a passare, ma anche la nostra casa. Costruiamo una casa, tempo 200, 300, 400 anni, quella casa non ci sarà più. Ma cosa rimane di quella casa? Rimarrà la cura che io ci ho messo nel creare un ambiente sano per far crescere una famiglia, per poter sperimentare qualcos'altro. La cura rimarrà, la casa no.
Il bello è che Mm? dopo un paio di generazioni, è tutto quello che c'era dentro è Puff! via, non si può. Guarda, No? c'è un detto che sento da mio cognato che raccontava al riguardo che suo padre diceva che non ha mai visto le bare con le scarsele. E quindi, Ecco, esatto. detta in Veneto, diciamo che non ci portiamo via nulla effettivamente. E questo è un No. passaggio, lo so, che tante persone magari non credono, però non so, forse Ma verso la fine ti si apre qualche porticina che ti fa comprendere, e anche magari alla notte, se ti svegli a una certa ora, che c'è un dialogo interno, qualcosa che fa toc toc, sono qua. Com'è andato oggi? Beh, insomma, avrei ma potuto anche far sotto la meglio. doccia avviene, no? Cosa Mm. posso fare? Ma potrei fare così, no? Faccio così. A volte sembriamo un po' schizofrenici, no? Eh, Giusto? eh, Che dentro di noi ci parliamo e andiamo in una direzione e in un'altra. Ecco, come dire, noi adesso abbiamo parlato di cose immortali che superano una parte della morte. Quindi questo significa che noi, dentro di noi, abbiamo una scintilla che è immortale e che Rudolf Steiner chiamava lo spirito, no? Ma non soltanto Rudolf Steiner, insomma, io uso le terminologie steineriane per semplicità, ma insomma diciamo che abbiamo un'essenza, un io, un aspetto spirituale che è un aspetto immortale, che è stato generato che è generato all'interno di quello che è l'uno, che è la coscienza universale, che è Dio, che chiamatelo come sì, volete, come si vuole, ed è quindi fatto della stessa sostanza di cui è fatto questo uno, ok? Delle stesse dinamiche di cui è fatto questa coscienza universale. Perché? Perché non c'è altro al di fuori di questa coscienza universale. Quindi noi siamo un pezzo di quella coscienza universale. Nel nostro aspetto più intimo, noi siamo quella roba lì. Ok? Voi siete dei, no? C'era scritto anche nel Vangelo. Però, come dire, appiccicato a quello, se noi fossimo solo quello, noi saremmo dei creatori di bene, costantemente, sempre. E invece se ci guardiamo intorno vediamo che il moto delle galassie, e il moto del Sole, del sistema solare nell'universo, è tutto perfetto, il nostro pianeta Terra ha degli ecosistemi incredibili, fantastici, e poi entriamo giù dentro montagne, valli con colori perfetti, all'interno si muovono gli animali con delle dinamiche perfette, incredibili, le api fanno delle cose incredibilmente belle, sono così piccole e non hanno un tessuto cerebrale come il nostro, però riescono a fare delle cose di una bellezza e di un'utilità incredibile, e giù la pianta è perfetta, fa sempre il meglio per sé e per gli altri in ogni situazione, in ogni contesto, non si agita mai, le cellule sono costituite in modo perfetto, gli atomi si muovono perfetti, insomma, in questa cosa che la più piccolo elemento al più grande elemento funziona tutto in modo perfetto, noi siamo gli unici deficienti dell'universo, che fanno un casino incredibile. A pensarci, no? ci sarà un motivo, però. Ci sarà un motivo. O chi ha messo in moto questa cosa si è sbagliato, no? Oppure questa cosa ha un senso. Ora, se chi ha messo in moto questa cosa è in grado di generare una galassia, la vedo difficile che si sia sbagliato, insomma, che si sia perso via, considerando come siamo fatti, no? Cioè, mi sembra un po' strano. Quindi probabilmente deve avere un senso. E qual è il senso di questa cosa qui? Il senso è che quella scintilla divina che abbiamo dentro di noi ha bisogno di crescere in una determinata direzione. Ora, senza fare tutto il giro che abbiamo fatto le altre volte, ci diamo direttamente la soluzione, ma perché senza questa soluzione poi dopo non passiamo a parlare di quello che è il nostro dialogo interiore. Però chi è interessato può recuperare le precedenti volte in cui abbiamo parlato un po' anche di questo. Diciamo che la nostra missione come scintilla divina è quella di diventare dei creatori del bene, cioè quindi di essere degli esseri che generano amore,
per nostra libera iniziativa. Perché? Perché quando tu fai del bene, perché qualcuno ti dice di farlo, è diverso rispetto a quando lo fai perché scegli tu di farlo, no? Luciano, se tu chiami la zia Pina, che magari rompe un po' le scatole, ti tiene al telefono mezz'ora, perché te l'ha detto tua moglie di farlo, Lo o la fai, mamma o ma la nonna, non ha quel peso lo che... fai, ecco, ma vale quel che vale. Se tu dici no, guarda, adesso chiamo zia Pina perché penso che sia una cosa buona, magari non sto al telefono mezz'ora, ma 10 minuti mi trovo il contesto giusto, quella telefonata vale 100 volte la telefonata fatta perché tua moglie ti ha costretto a farlo. Giusto o no? Guarda, è alla perfezione, anche nelle piccole azioni che uno fa, ma fatte, diciamo, con l'intento del cuore, ti senti che dopo che l'hai fatta, che c'è come un'energia, qualcosa di leggerezza. Certo, perché l'hai scelto tu e perché questo va esattamente nella direzione della nostra missione. Ho creato un bene nuovo che ancora non c'è, quindi ho amato, per mia libera iniziativa. Ok? Ma per farlo per mia libera iniziativa devo avere una scelta tra cosa farlo, no? Se farlo o non farlo. Come farlo? Lo faccio così o lo faccio così? Giusto? Ah, E se c'è una scelta significa che una direzione sarà più costruttiva rispetto che un'altra in quel determinato contesto. Giusto? certo. Chiamo o non chiamo la zia Pina? Ok, la chiamo. Bene. Prima scelta utile. Sto al telefono con lei mezz'ora o 10 minuti? Mezz'ora. Questa cosa mi appesantisce un po'. 10 minuti va bene. Ma perché chiamare o non chiamare è meglio chiamare e tra 10 minuti e mezz'ora è meglio 10 minuti? Perché dipende quale parte stiamo nutrendo di noi e dell'altra persona. E allora andiamo a vedere un po' le parti, perché se no non capiamo. Questa scintilla divina, quando viene giù, viene inserita in un contesto dove ha degli ostacoli. Ha un corpo fisico che è perfetto, ma che è lento. Non so, Luciano, quanto ci metti? Se io ti chiedo di pensare alla Torre Eiffel, quanto ci hai messo col tuo pensiero a immaginartela? Ero già là. Eri già là, no? Quindi la nostra materia spirituale, che è fatta di una materia simile a quella del pensiero, non ha limitazioni di spazio-tempo. Ma quanto ci metti col tuo corpo fisico ad andare a Parigi a vedere la Torre Eiffel? Dipende se vado in treno o X, ma ci Treno, vuole un no, tempo, ci vuole ecco. un tempo, no? Ci vuole molto di più. Quanto ci metti a immaginarti la Statua della Libertà? È uguale E come quando ci quello, metti? quindi si dice un battito di ciglia, ma è già lì, ecco, è già... È già prima lì, no? E quindi alle piramidi, cioè, anche capito? se parliamo per dire che so di un pianeta come Marte o altre cose, Quanto ci metti ad eh, essere sul Sole? e quindi siamo lì, in effetti il pensiero è fuori da qualsiasi spazio-tempo. Ecco, quindi il nostro corpo fisico ci costringe a rallentare, giusto? Per E forza. soprattutto ci costringe a fare, perché nella nostra vita, con il nostro corpo fisico, siamo costretti a fare. Ti devi alzare, ti devi lavare i denti, se vuoi fare colazione la devi preparare, non ti serve, non ti basta pensarla. No? Devi andare a Giusto? lavorare. Sì, insomma, qualsiasi cosa devi farla, no? Per fare qualsiasi cosa. Vuoi la carbonara? Non ti basta pensarla, devi farla, Sì. ok? Devi agire. Quindi il nostro corpo fisico ci costringe all'azione, ok? E si mette a nostra disposizione. Si mette a nostra disposizione perché è chiaramente molto più intelligente di noi. Tu immaginati se noi mandassimo avanti, come dire, se noi gestissimo la nostra funzionalità renale, come gestiamo le nostre relazioni. Cioè, faremmo un disastro, no? O se facessimo battere il cuore con la perseveranza che mettiamo nelle azioni della nostra vita, cioè moriremmo quelle 20, 30, 40, 50 volte al giorno. Giusto, È Luciano? un'accelerazione esagerata, ecco appunto. Ecco, quindi il corpo è intelligentissimo e si mette a nostra disposizione. Si mette a nostra disposizione di questa scintilla spirituale
che vive in realtà in un mondo che è quello dell'anima. E l'anima è fatta da diverse parti. L'anima è la nostra psiche, il nostro ambiente psichico, no? E il nostro ambiente psichico è l'ambiente delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, dei nostri impulsi all'azione. Ok? Sta in origine del nostro pensare, sentire e volere. Ok? Quindi, come dire, noi non viviamo nel corpo, ma noi utilizziamo il corpo e ci percepiamo attraverso il corpo. Ma in realtà il mondo in cui noi ci viviamo è più quello delle nostre emozioni o delle nostre impulsi, delle nostre dinamiche. Nel senso, come mi relaziono con mia madre, con mio padre, con mia amorosa, mia moglie, mio figlio, no? Giusto? Di cosa ho voglia? Ho voglia della carbonara come prima, vado e il corpo mi segue. Non è che devo pensare a adesso contraggo quel muscolo, poi muovo quell'articolazione, no? Giusto? Io Vai. seguo una voglia e il corpo, come dire, segue, fa, giusto? Ah. Agisce. Ci siamo? Alla parte Riesco ad essere fisica, abbastanza chiaro? sì, 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 Eh? chiarissimo, perché il corpo Ok. reagisce, diciamo, a una fisica meccanicistica. Le emozioni Sì, invece lavorano su una fisica quantistica, cioè il tempo sì. è diverso, quindi di conseguenza possono manifestarsi anche dopo anche anni determinate cose a seguito di un'emozione magari negativa, Sì, sì, perché sì, 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 però prima di entrare nelle mm, emozioni negative, pensiamo come ci muoviamo nella vita di tutti i giorni, no? Ok, ho voglia di emozione, sensazione bassa, mi piace il cioccolato, ho voglia di cioccolato, vado verso il cioccolato. Cosa semplice, giusto? eh, Ok? Ho voglia, mi piace, vado. Però se tu mangi un chilo di cioccolato, come stai? credo che dopo avrai i bruffoli. Ecco, Sì, no, nel non senso benissimo, non bene giusto? perché è una esagerazione come tutte le cose, come stesso dicasi per Esatto. quanto concerne le bevande alcoliche, il caffè, Esatto. il fumo Benissimo. O anche per il non mi piace, per le antipatie. o anche quello. Non mi piace, non mi piace, non mi piace telefonare alla zia Pina. Però abbiamo visto prima che era utile farlo, no? Oppure non mi piacciono assolutamente i broccoli, non mi piacciono tutte le verdure. Caspita, però forse servono un po', no? Giusto? Eh, C'è un qualcosa che è utile in quello. Quindi, cosa facciamo? Cosa ne emerge da questo? Che una delle prime cose che ci muove nel nostro dialogo interiore è l'aspetto emotivo, però è un aspetto emotivo, diciamo, che non ha una direzione di per sé, no? Giusto? Nel Possiamo senso, è dire un un aspetto istinto. emotivo di comodo in questo caso. E non è solo di comodo, è proprio come se noi dentro avessimo una spinta, ok, che risponde a delle antipatie e simpatie che sono, è come una lista di cose che mi piacciono o non mi piacciono e questa lista è diversa per tutte le persone, ok? Dal Cioè proprio io ego. ho un programma Mm. che mi dice ti piace questo, mi piace quell'altro ed è diverso da quello di tutti gli altri. Ok? Non è il mio ego, è proprio questo aspetto di anima che Steiner chiamava anima senziente. Ok? In questo mondo qui è un po' come la selva oscura di Dante, perché diciamo che questa lista di cose che mi piacciono o non mi piacciono è giusta per il 50%, ma io non so qual è il 50% giusto e qual è il 50% sbagliato. Ok? E quindi quando io mi faccio muovere nella mia vita dalle emozioni, io è come se tirassi una monetina. Mi piace, vado, provo, boh, magari mi va bene, magari mi va male. Ok? Però questo è quello che succede, no? Spesso quando ti dicono ma faccio che senti, ma faccio che senti, ciò che sento di pancia, ciò che sento come primo istinto, non è detto che sia la cosa utile da fare, no? La cosa che sento di pancia è magari che palle chiamare la zia Pina, no? Tengo l'esempio di prima così almeno ci muoviamo lì all'interno, no? Che pizza chiamare la zia Pina, ma non c'ho proprio voglia, no? Quello è il primo impulso. Poi Ma è arriva la la cosa moglie che ti utile? dice guarda che devi chiamare zia Pina. Oh là, allora arriva la moglie.
dato che la moglie non ce l'abbiamo solo esterna, ma ce l'abbiamo anche interna, no? Arriva qualcun altro. Arriva qualcun altro, prima arriva il ragionamento, che però può andare bene o andare male, ma arriva, diciamo, la nostra coscienza. Il La nostra rimorso. coscienza cos'è? Non è il rimorso, la No, nostra coscienza è l'impulso al bene che abbiamo dentro. E poi noi possiamo scegliere se seguirlo, se sposare la nostra coscienza, oppure se sposare la matrigna. Ok? Oppure se sposare una parte di pulsioni più basse. Ok? È lì che si fa il gioco. È lì che si fa il gioco. La chiamo o non la chiamo? Qual è la cosa più utile? Quella, ma non ho voglia. Cosa seguo? Il non ho voglia, il non mi piace, oppure è la cosa utile da fare? E lì abbiamo il primo dialogo. Siamo costretti a dover combattere tra queste due cose. Una ce la offre la nostra parte più luminosa e più alta, l'altra invece viene pescata dalla nostra ombra, perché dentro di noi, a questo pezzetto di sole che abbiamo dentro, a questo pezzetto di coscienza universale, viene appiccicata un'ombra, che è il nostro ostacolo quotidiano. Ma non ho voglia, ma cosa la chiamo a fare la zia che Pina? dobbiamo avere una consapevolezza però di ciò, perché altrimenti abbiamo 3 secondi, poi parte la pubblicità e quindi per forza di Facciamo andare cose la a dopo. pubblicità. Eccoci ritornati in diretta, siamo sempre qui sui 94 MHz e siamo sempre collegati telefonicamente con il dottor osteopata Giordano De Marco. Ci sei ancora? Eccoci, sì, sì, sono qua. Allora, bella anche, c'è una radioascoltatrice, Laura, che dice ciao, a voi siete luminosi in questo momento, per noi molto nebuloso. Volevo chiedervi se c'è differenza tra coscienza ed anima. Grazie da Laura. Allora, Laura, grazie per la domanda, intanto, e grazie anche per averci dato del luminoso in questo momento. Allora, la coscienza è una parte della nostra anima, è una parte, è la casa, diciamo, dove sta dove viene nutrito il nostro bambino divino. È la casa dove viene nutrito il nostro spirito. Ogni volta che noi scegliamo un'azione cosciente, ovvero un'azione volta al bene vero, noi stiamo nutrendo la parte immortale di noi, che è quello che rimane, insomma, tutto ciò che rimane di noi non sono i nostri impulsi, i nostri mi piace, i nostri non mi piace, ma tutto ciò che rimane di noi è quando scegliamo, è la nostra capacità di scegliere e di comprendere e di agire nella direzione dell'amore. Quindi questo va a nutrire la nostra scintilla divina, ci rende sempre di più quegli esseri in grado di generare un bene nuovo che ancora non c'è, per nostra libera iniziativa. Quindi la coscienza che noi abbiamo non è un'imposizione dell'anima, è una possibilità dell'anima, è una nostra possibilità di scelta di agire in una determinata direzione. Ok? Questo è ciò che siamo, tutto ciò che rimarrà di noi è questa nostra capacità. Quanto abbiamo amato nella vita. Quello è ciò che rimane e andrà, come dire, a fare parte del nostro essere, che è un po' più grande, decisamente più grande rispetto a quello come dire, che siamo qui. Perché qui siamo, come dicevo prima, confinati all'interno di un corpo fisico che va a rilento, che ci costringe a fare delle cose, che ci limita, ma anche che ci spinge a fare, che ci dà la possibilità di percepire, di sentire, ok? Perché noi le emozioni le sentiamo nel corpo. Siamo, come dire, all'interno di una selva oscura di impulsi e di emozioni che ci spingono ad agire nel mondo per reazione e non per scelta e non per azione cosciente e amorevole, e abbiamo un lato, diciamo, oscuro che cerca di frenare la nostra crescita. Ma perché cerca di frenarla? Cerca di frenarla perché
noi possiamo scegliere la direzione più costruttiva. Scegliendo la direzione più costruttiva, noi adempiamo, diciamo, alla nostra missione qui sulla Terra, esattamente dove siamo, la nostra missione come esseri umani. Ok, quindi quella di essere gli esseri dell'amore e della libertà, cioè di avere la libertà di scegliere il bene per nostra iniziativa, su nostra spinta e non perché è già così. E questo darà un impulso enorme alla Terra, al cosmo, all'universo, ok? Quindi è una missione veramente entusiasmante e non dobbiamo preoccuparci se ogni tanto, o in realtà spesso, non ci riusciamo, perché siamo proprio messi in un contesto così difficile. Ma in questo contesto difficile, che è esattamente alla nostra altezza, che è esattamente alla nostra portata, ogni volta che noi ci riusciamo, stiamo creando un pezzetto immortale di noi. E questo secondo me è molto bello. Scaccia via, se noi riusciamo a vivere questo pensiero, a farlo nostro, a incarnarlo, il pessimismo sparisce. Il pessimismo sparisce, ma sparisce la paura della morte, sparisce il pessimismo, cioè tutto andrà in una buona direzione, alla fine. Ma per farlo, per creare degli esseri umani sempre più in grado di generare il bene, le sfide devono essere alla portata, devono essere all'altezza. Più alte sono le sfide, più significa che noi abbiamo una forza dentro. C'era questa immagine che mi piaceva moltissimo: più alto è il lampione, più lunga è l'ombra che proietta, no? Eh, Prova a pensarci. e non Ecco, è a quindi caso. la sfida che abbiamo nella nostra vita in questo momento è complicata? Benissimo. Significa che la luce che abbiamo dentro è altrettanto grande, se non di più. Io vorrei Anzi, lo è aggiungere sicuramente di più. che è anche proporzionata, mi è uscita, diciamo, che è Sì, proporzionata sempre anche al grado di consapevolezza che si ha. sì, Perché sì. a volte per Ma qualcuno può essere, che so, una sfida di una cosina semplice, ma per lui magari quella può diventare una sfida enorme. Perché io resto d'avviso che ognuno di noi, quando ci incarniamo con una valigetta, non è frase mia questa, ma di un'altra carissima persona che ho avuto modo di conoscere, ma l'anima si porta anche i talenti e anche, diciamo, gli scopi che ha, diciamo, da superare, o le difficoltà da superare per poter poi, diciamo, migliorare o portare a casa qualcosa in più. E anche i vari talenti, perché ognuno di noi non siamo tutti uguali, abbiamo persone che possono avere, chi ha il talento per la musica, chi per questo, chi per quello, insomma, cioè la diversità anche. Sì, guarda, immaginati questo: in questo momento sulla Terra siamo 8 miliardi, in realtà come esseri umani siamo molto di più, perché una parte siamo qui e una parte è di là. Ehm, restiamo su quelli che ci sono adesso. Queste 8 miliardi di persone sono partite da un punto e arriveranno in un altro, cioè tutte, esclusa una piccola percentuale che si è dedicata solo al male ormai e rinizieranno e ci sarà la famosa divisione delle specie, bla 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 bla, tutta questa parte qui, ma senza entrare in quello. Come dire, queste 8 miliardi di persone sono tutte all'interno dello stesso percorso, cioè con la stessa origine e lo stesso arrivo, ma ognuna seguendo un percorso diverso, ognuna seguendo il proprio percorso. Non c'è una standardizzazione. E questa cosa è meravigliosa, cioè prova a immaginare la portata di questo progetto. 8 miliardi, molti di più in realtà, però 8 miliardi di percorsi che partono da un punto e arriveranno allo stesso, con 8 miliardi di vie differenti. Bah, è bellissimo, Ah, no? A me entusiasma pensare questa cosa qui, no? è Ti una... rende Certo. parte di un flusso, ma al tempo stesso unico, speciale, irripetibile. Ed è proprio così che siamo.
Sulla base di questo, come si fa ad essere pessimisti? Ripeto ancora una volta, se uno inizia a incarnare questo pensiero dentro di sé, non solo sparisce il pessimismo, ma spariscono una montagna di paure. Prima di tutti sparisce la paura della morte. Io in effetti Io, una- io non ho paura della morte, però diciamo ho paura del dolore, quello sì, perché avendo avuto Però modo di il vedere dolore tante in questo situazioni, momento, eh, fino a questo momento il dolore è stata la nostra più forte, come dire, leva di crescita, fino a questo momento. Perché il dolore ti spinge, dato che non ti piace, ti spinge a voler agire in un altro modo. Quello che si può iniziare a fare da adesso, da un po' di anni a questa parte, è crescere nel piacere, ma bisogna capire che cos'è il piacere. Se il piacere è quello di pancia, quello non ti fa crescere, ma se il piacere è il piacere del cuore, è il piacere della realizzazione della propria missione, della comprensione della realizzazione della propria missione nel mondo, nelle relazioni, di dove siamo, quel piacere lì è un piacere immortale e noi ce ne possiamo nutrire alla grande. Ti faccio un esempio. Mi piace il tiramisù, ok? Non so, pensa a un dolce che ti piace. Se se mangi il tiramisù a colazione, pranzo e cena, dopo quanto inizia a non piacerti più? dipende. Dipende, non so, 3 giorni, una settimana, un mese, un Beh, diciamo anno, però a un dopo, certo sì, a un punto, certo punto no. arrivi, no, basta, non ne posso più. Bene. Mi piace, prova a pensare a quando hai comprato, che ne so, la tua ultima auto e non so, hai provato magari un moto di piacere perché ti piace. Ok. Tu pensa se potessi comprare una nuova auto tutte le settimane. Perde la bellezza, perde Dopo, il tutto, perde tutto. dopo quanto smette di piacerti? 6 mesi, 2 mesi, un anno, 6 anni? Ma prima o poi cala quel piacere lì di aver acquistato l'auto. Dopo un po' dici, vabbè, ok, lo faccio tutte le settimane, lo faccio tutti i giorni, non è così. Ma prova a pensare al piacere che hai provato quando, come dire, hai aggiunto un tassello di comprensione utile nella tua vita. Oppure a quando sei riuscito ancora meglio a far fare un passo utile, a dire la parola giusta, la parola buona a una persona e hai visto che quella parola ha generato un passo in una buona direzione per lei nella sua vita. Prova a pensare a quel tipo di piacere. Quello Se, è un piacere che nasce dall'interno, senti come un fuoco, perché a volte eh, sono delle cose banalissime, oppure degli, ma all'interno proprio senti che c'è un calore ben diverso. Sì, fiorisci, no? Fiorisci, prova a immaginare quello, fiorisci, no? E, e prova a pensare se tu quello lo riuscissi a fare tutti i giorni. Quel piacere lì non si ridurrebbe mai, quella è la resterebbe differenza sempre in lo effetti. stesso, capito? E quel tipo di piacere lì è l'altro grosso motore di crescita, ma per noi è più difficile perché siamo più abituati a seguire i piaceri della pancia, chiamiamoli così, di quella che veniva chiamata l'anima senziente, dei piaceri della selva oscura, no? Mi piace il cioccolato, ma se ne mangio un chilo, poi sto male, giusto? Invece del piacere di aver fatto l'azione costruttiva, io ne posso abusare. Diciamola così, ok? Non finisce mai. Però chiaramente non è semplice, è un pochino più complesso, presuppone un lavoro, uno sforzo di etica. E qui ritorniamo alla domanda di prima, ma quindi come faccio ad attrarre a me determinate situazioni? Devo lavorare nell'etica, devo fare uno sforzo d'amore affinché io possa vedere in modo più chiaro le cose, percepirle in modo più vero e agire in un modo più costruttivo. Io più faccio questo, più divento il mio spirito, divento, più incarno il mio vero io e più godo, diciamo, di quel piacere che è un piacere immortale. È il piacere di aver fatto il bene, il piacere di aver fatto la cosa giusta.
no? Sì, come al mattino quando guardi il sole che sorge e quant'altro e ti soffermi un attimo, diciamo, non ti stancheresti mai. Oh, Dico, sono quelle bene. cose Oh. che aggiungo qua. Diego da Trento dice il potere di sentirsi copartecipi dell'evoluzione dell'umanità, ha aggiunto. Bello, bello, eh? Senti che bello. Esattamente nel posto dove sei. Guardatevi intorno, guardiamoci intorno. Ci sono un sacco di bisogni intorno a noi, di bisogni veri, di opportunità di amare vera. Perché dico di bisogni veri? Perché spesso, ritorniamo alla chiamata della zia Pina, se io telefono alla zia Pina, lei mi tiene al telefono per mezz'ora. Perché? Perché non è per forza la cosa più utile, ma perché ha un bisogno di sentirsi ascoltata, perché si sente sola, nessuno mi ascolta, nessuno mi considera, e sta lì e ti racconta tutte le sue paturnie, le sue... Che si giusto? ripetono No? poi. Ma quello Sì, sì, diventa, sì, non no, diventa più dico, costruttivo ad un certo certo. punto. Io cosa sto facendo se sto al telefono mezz'ora? Sto alimentando, passami il termine, semplifico, ma ecco, è una generalizzazione, non è realtà, magari sto alimentando un po' il suo vittimismo, giusto? No? Allora, qual è l'azione veramente amorevole verso gli altri? Non quella che, come dire, nutre i bisogni più bassi dell'altra persona, ma quella che permette all'altra persona di fare un passo lei nella propria vita, no? Ho, come dire, ho mia moglie che non è in grado di fare una cosa, non lo so, sì, ognuno si immagini le sue cose, non è in grado di prenotarsi un biglietto da sola. Eh? E finché glielo faccio io, lei non imparerà mai a fare un biglietto, giusto? Eh, Se io mi metto vicino e gli do gli strumenti per imparare a fare un biglietto, poi lo farà da sola e avrà acquisito una capacità in più, giusto? Questo vale anche al contrario, nel senso che se la moglie ti fa certe cose e tu non impari a farle, non imparerai mai se non ci metti l'impegno, ecco. Quindi, Benissimo, ecco, quindi questa è un esempio pratico, banale, ma che vale per tutto, no? Quindi se io vivo una certa dinamica emotiva e, non so, mi arrabbio sempre, no? Ho un compagno che si arrabbia sempre e allora la mia azione è sempre determinata a fare in modo che lui non si arrabbi e io piano piano divento succube di questa situazione, no? Perché no, questo non lo posso fare perché sennò si arrabbia, perché sennò si arrabbia. Insomma, il problema è che si arrabbia, non che io faccio certe cose, giusto? Più io faccio così, più il mio compagno tenderà ad arrabbiarsi sempre, per sempre meno, no? Cioè, come dire, per ogni, per azioni sempre minori, perché io sto sostenendo la sua rabbia. Ci sei? Ci siamo? sì, sì. È abbastanza chiaro? No? Quindi io dovrei metterlo nella condizione di comprendere la sua rabbia e di comprendere che agire con rabbia non è costruttivo per lui. Però questo, come dire, mi costringe a fare un'azione, definiamola, di coraggio, no? Devo essere disposto a fare un'azione coraggiosa. E un'azione coraggiosa a volte è non fare. Immaginati quando insegni a tuo figlio ad andare in bici, no? C'è quel momento dove devi lasciare il sellino e avere fiducia che farà quelle pedalate senza ammazzarsi, senza cadere e farsi del male, giusto? Eh, Ma finché non lo lasci, non imparerà mai ad andare in bici, giusto? ah, per forza. Finché non fai quell'azione di fiducia e di coraggio dove molli la mano, tuo figlio o tua figlia non avrà mai l'occasione per imparare ad andare in bici. Quindi questi sono grandi sforzi che noi come esseri umani dobbiamo fare, però sono quelli che poi dopo generano le più forti, come dire, occasioni di crescita nelle persone.
A volte un'azione d'amore è togliere una comodità a una persona, una comodità che noi sosteniamo, no? Come dire, ti tolgo la sedia da sotto il sedere e tu sei costretto ad alzarti e camminare, no? Eh, Giusto? bisogna anche spronare a volte le A persone. volte bisogna sostenere, a volte bisogna spronare, a volte bisogna... dipende. La verità, l'amore non è sottoposto, diciamo, a una regola fissa esterna, ma risponde a una regola interiore e risponde a un tempo. Se io allatto mio figlio che ha 2 mesi, va bene, ma se io allatto mio figlio che ha 30 anni, non va più bene. Quindi la verità è anche sottoposta al tempo, al momento, alla situazione. Ok? Quindi questo rende il nostro percorso incredibilmente vario e complicato. Ma perché è così complicato fare un'azione d'amore? Perché è la nostra missione. Perché è così complicato? Perché più saremo in grado di farlo, più staremo assolvendo la nostra missione. Quindi non c'è cosa più difficile sulla terra di vivere e camminare nell'amore, perché quello è il nostro territorio di crescita. Se lo sapessimo già fare tutti quanti, saremmo in un'altra fase dell'evoluzione umana, ma non in Sicuramente. quella in cui siamo ora. Ok? Questo è il banco di prova, Que- diciamo. Questo è un banco di prova, ma è incredibilmente bello. Ma Luciano, ma guardati intorno, è vero, ci sono delle malattie intorno dell'umanità, ne abbiamo parlato prima. Ma se tu apri la finestra, ti guardi intorno e guardi un albero, guardi una pianta, guardi il contesto in cui siamo inseriti, ma è meraviglioso. Se tu guardi quello che sei diventato grazie anche alla difficoltà che hai superato nella vita, la tua vita è un quadro incredibilmente bello. È un dono Noi quando, meraviglioso. ma noi quando moriamo e guardiamo indietro e guardiamo la nostra vita, cioè, sei di fronte a un'opera incredibilmente meravigliosa. I dolori, le sofferenze li hai lasciati giù e guardi a cosa ti sono serviti quei dolori e quelle sofferenze. Il grande Ti faccio un Battiato, esempio. torneremo ancora. Ma certo, ma certo. Ma io ti faccio un esempio, Luciano. Ma tu immaginati che vieni qui sulla Terra e una delle tue missioni è far crescere il coraggio e la fiducia. Se tu devi far crescere quelle cose, nasci impavido oppure nasci timoroso? Per forza di cose, la prima. No, se tu devi far crescere il coraggio, ti metti in un contesto pieno di paure, perché ogni volta che devi fare un'azione, devi metterci un Ah, pezzetto di sì, coraggio scusa, è in vero, più. vero. No, no, pensavo di aver altre persone, dico, no, 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 no. Se è interno io, sì, 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 sì. sì, Adesso ho capito io. tu sei sulla tua stellina e vuoi scendere, no? Come Per dicono le forza. maestre all'asilo. Eri sulla tua stellina e poi sei sceso. Dalla tua stellina hai deciso che in questa vita devi far crescere il coraggio. Nasci pieno di paure, Per perché forza, ogni sì, no, come singola faccio? azione che fai è uno sforzo di coraggio. Certo, certo, Poi certo. muori, la paura se ne va e rimane tutto il sacchetto del coraggio che hai utilizzato. Capito? Cioè, quello è fantastico. Persone che magari nascono già impavide, senza grossi timori, magari sono venute per sviluppare la loro capacità di agire nel mondo, no? Di dirigere, come dire, in modo sapiente e cosciente la loro azione nel mondo. C'è una E quindi non devono perfezione avere in tutto, eh? anche nel dolore c'è una perfezione. Ma sì che c'è, ma sì, ma certo che c'è. E non viene concesso un grammo di dolore in più rispetto a quello utile per quell'essere umano per fare un passo di crescita nella propria esistenza, ok? Non solo nella propria vita qui sulla terra, ma nella propria esistenza come essere spirituale, come essere immortale, come divinità in divenire, in costruzione, ok? Noi questo siamo, Luciano. Noi siamo divinità in costruzione, ma non solo io e te, tutti, anche quelli che ancora sono molto materialisti, che ancora non ci sono riusciti, tutti lo sono.
Poi è ovvio Tutti che sono per forza di cose ci vogliono i demoni, perché i demoni sono gli allenatori, sono boh, quelli che ci permettono di superare appunto e di scegliere e quindi loro fanno il loro lavoro. e certo, il primo demone è interiore, no? Come dire, l'ombra che abbiamo dentro è il nostro primo ostacolo. E poi dopo fuori ne abbiamo degli altri, no? Ce ne sono degli altri che gestiscono altre cose. Però questo è, sono all'interno del nostro progetto, del nostro processo, proprio perché sono l'occasione, sono l'ostacolo da superare e sono l'occasione per scegliere un'altra via, no? Allora, un attimo che rispondo a due messaggi che mi chiedono, Vai. anzi tre, se è possibile riascoltare questa, diciamo, interessantissima trasmissione, dice Graziella scusate, e Lucia. Allora, è possibile tramite il podcast, nuovo podcast della radio, oppure sul canale Telegram La Forza dell'Amore o sul canale YouTube La Forza dell'Amore. Questa chiacchierata, diciamo, perché non sono interviste le mie, sono chiacchierate appunto con queste anime speciali. Io dico anime speciali perché ognuno di noi, come si è parlato prima, scende con determinati compiti, talenti e quant'altro. E ascoltare alcune voci, io dico a volte, è come il faro su una scogliera, lui dà luce ai naviganti e non sa quante persone ci sono in mare, lui non lo sa, però lui dà luce. Chi ha bisogno di quella luce la prende e continua. Chi non ne ha bisogno vorrà dire che sarà la prossima volta. Ecco, tutto lì. Spero di Avevi essere... altri messaggi a cui rispondere? No, 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 questi due. Ok, questi due. Bene. Anzi, no, ce Sì, ne sarebbe un altro, è di Laura, che però dice, grazie per la spiegazione molto esaustiva. Dice, però mi spiegate cosa mi comunica il mio corpo con la comparsa di vene gonfie alla gamba sinistra e come uscirne? Bah, non entrerei troppo, però di solito gli aspetti del sangue comunque riguardano delle questioni di famiglia. Mm? Ok, spesso hanno questioni di famiglia oppure questioni comunque sì, legati a legami familiari. Sì, ovvio che le Io emozioni mi- poi, non abbiamo parlato di emozioni negative perché sono quelle che poi alla fin fine vanno a somatizzare all'interno del nostro corpo e a seconda vanno a colpire determinate organi, quello sì. Però per il momento rimaniamo su quelle positive, che forse sono quelle che magari ci possono aiutare anche a vincere giorno per giorno le paure. Sì, allora, vediamola così. Sono sia le malattie sono sia delle appunto queste emozioni che non trovano il giusto spazio, delle dinamiche che abbiamo vissuto, che diciamo sono state messe, spesso il corpo fa venire a galla delle questioni che noi non vogliamo vedere e prendere in mano, no? Perché sennò non ce ne sarebbe bisogno. Per questo lui si mette a nostra disposizione e spesso risponde a una nostra contrazione d'amore. Cosa significa? Quella malattia ci spinge ad andare in una determinata direzione, ci spinge a riconsiderare, ci dà l'occasione di poter riconsiderare la nostra modalità di azione in determinati contesti della nostra vita, dove non abbiamo agito per il vero bene, ma magari abbiamo agito sulla base di qualcosa che è più comodo, oppure sulla base di qualcosa che è legato a una convenzione sociale, a un senso di giustizia imposto dall'esterno, ma non che emerge dall'interno, quindi può essere imposto da altre questioni, insomma. Poi va considerato sempre rispetto alla persona, cioè la persona viene con un determinato temperamento, con determinati caratteri, in determinati contesti,
e va considerato in quel Sì, contesto c'è lì. da fare un quadro completo, non è che appunto in un Sì, secondino. non è, quella cosa lì è sempre quello. Sì, quella cosa lì risponde a quello, però bisogna vedere nel contesto qual è il passo che ti vuole, verso cui ti vuole spingere quella situazione. Come sempre non c'è solo la comprensione, ma c'è anche l'azione, no? Perché se noi siamo nel mondo, siamo all'interno di una dinamica d'azione. Quindi non basta dire, ah, ok, il fegato è legato alla rabbia. Sì, ok, e una volta che l'ho capito, che faccio? Eh, Non mi arrabbio più, no, è che faccio, come agisco, come inizio ad agire diversamente nella vita. Non mi basta capirlo. Capirlo è fondamentale perché è il primo passaggio. Ma quando io capisco quel primo passaggio, il secondo è, bene, come mi riguarda, in che direzione devo andare io? E questo è un passaggio complicato, ma effettivamente poi trasformativo. io Non aggiungo uso che la parola, non uso la parola risolutivo perché il fatto che una malattia si risolva o meno dipende da diversi fattori, dipende dal nostro percorso di crescita, cioè da quello, paradossalmente, se una malattia ci fa crescere particolarmente bene, potremmo anche tenercela con noi. Dipende, dipende. non è detto per tutti. Sì, Poi dipende. c'è una parte l'ego di ogni persona che anche quello è da tenere sotto controllo. Sì, noi siamo profondamente egoisti, no? Il Cristo, che era l'amore universale, diceva: vi porto un comandamento nuovo, che ama il prossimo tuo come te stesso. Vuol dire che noi abbiamo già imparato un sacco ad amare noi stessi, ok? E a seguire i nostri egoismi. Ora dobbiamo allargare il nostro egoismo agli altri, da 2000 anni a questa parte. Stiamo iniziando a farlo, insomma. Sì, qualcosina, Stiamo pa- iniziando a poco farlo. poco poco, perché in effetti millimetro, millimetro, millimetro arriva un millimetro più grande, ecco. Tutto lì. Esatto, esatto. Un giorno saremo tutti luminosi, Sì. tutti incredibilmente luminosi e in grado di fare il bene. Non c'è dubbio su questo. Ok? La luce è incredibilmente più forte dell'ombra. Se c'è una stanza buia e accendi una lanterna o apri un balcone, è la luce che entra o il buio che se ne va? Cioè, È quello. capito? Non c'è lotta, non c'è lotta. Quando c'è la luce, l'ombra non c'è più. Qui Quindi la cosa più che abbiamo iniziato a parlare appunto di questo dialogo interiore è fare questo dialogo interiore, cioè prendere consapevolezza che c'è qualcosa, oltre che il battito, c'è qualcosa dentro che ci porta a fare e seguire una determinata strada. È quella che dobbiamo aprire. Se invece rimaniamo nel girone dei troppi, diciamo, canali televisivi che ci portano a vedere solo cose negative o seguire tante altre cose che sono tutte negative, ci vogliono proprio dividere, ma dividere anche internamente, e allora è lì che dobbiamo soffermarci maggiormente. guarda, Dante nell'ultimo, negli ultimi versi, insomma, del Paradiso, descrive benissimo quella che è la nostra dinamica realizzativa, perché lui quando volge lo sguardo verso Dio, verso la forza d'amore universale, non dice solo che è l'amore che muove il sole e le altre stelle, ma dice una cosa che ci riguarda molto di più, che è che lui sente dentro di sé mettersi in moto il suo desiderio e la sua volontà, cioè quindi il suo sentire, la sua capacità di percepire il mondo e la sua capacità di agire nel mondo, come una ruota che ugualmente è mossa. Cioè cosa significa? Che io più metto in moto il mio sole interiore, il mio cuore, più lascio spazio al mio io divino di agire nella mia vita, più questo viene sostenuto da un sole cosmico, no? Cioè, da un amore cosmico che
come dire, amplifica questa mia capacità di agire in quella direzione. E poi dice che cos'è questa forza? È l'amor che muove il sole e le altre stelle. E questo è bellissimo, perché noi, come dire, noi possiamo accoglierci come esseri umani, iniziare a capire che noi siamo una parte divina, una scintilla luminosissima e incredibilmente potente, inserita in un contesto limitato. Quindi tutti noi abbiamo dei limiti, ok? Qui, ma quei limiti non siamo noi. E noi possiamo scegliere. Il nostro compito è quello di scegliere ogni giorno qual è la direzione che vogliamo prendere rispetto al nostro dialogo interiore. È quella luminosa di affrontare con coraggio, con altruismo, con generosità, con forza, con presenza le azioni della nostra vita, oppure vogliamo abbandonarci a quelle dinamiche in cui siamo inseriti, che possono essere della comodità, oppure possono essere del non sono abbastanza, oppure possono essere del non interesse verso quello che è l'operato degli altri, oppure che possono essere dell'innamoramento costante, della passione, ma mai dell'azione concreta e operativa. Noi ogni volta che scegliamo la nostra parte divina la facciamo crescere e una forza più grande ci dà nuova forza, nuova energia per progredire in questa direzione. Ogni Oh, volta che scegliamo la nostra comodità, la nostra, diciamo, i nostri strumenti di appesantimento, una forza meno costruttiva ci porta in contesti meno costruttivi. Ok? certo. Ho un Questa è la altro, vera legge dell'attrazione. c'ho un altro messaggio da Andrea. Beh, in primis, allora, sul podcast della radio è Luciano Signorini, il conduttore, che sono io, la domenica, però dalle 10 in poi, perché le prime 2 ore che faccio io dalle 8 alle 10 è musica richiesta, quindi invece le chiacchierate solitamente sono dalle 10 fino a mezzogiorno, quello che è. Adesso leggo il messaggio di Andrea, il quale dice: oltre all'essere pavidi o impavidi, può essere utile mettere a fuoco il concetto dell'essere, astuti come serpenti e candidi come colombe. Basta essere impavidi per non essere sprovveduti o stupidamente ingenui. Dice, nello stesso tempo ci sono certi stati di grazia che aiutano e poi la parte di consapevolezza e conoscenza che possono avere una loro importanza. Dunque può essere utile sviluppare varie qualità e conoscenze e trovare un equilibrio. Dice, grazie. Noi le svilupperemo tutte le qualità. Ripeto, l'azione d'amore non è un'azione buonista e sciocca. Cioè noi dobbiamo essere incredibilmente acuti, ma solo, ecco, questa è la chiave, solo chi ama riesce a vedere la verità con occhi diversi, riesce a vedere come muoversi con occhi diversi. Perché più amiamo, noi più ci portiamo su e vediamo dall'alto la selva oscura, ok? Vediamo dall'alto le situazioni della nostra vita. Se noi non amiamo, stiamo giù e siamo in mezzo alla foresta ed è un disastro. Faccio un esempio. Se tu giri in città, no? Giri in un paese, anche qualsiasi, c'è magari traffico, quello che suona il clacson, quello che va in bici, quello che si scontra, quello che grida, insomma, è un casino, no? Giusto? Oui. Ma se tu sorvoli quella città con un aereo, quella città appare incredibilmente ordinata, giusto? Se tu ti ritrovi in mezzo alle onde dell'oceano, è un po' difficile, no? È un disastro, sei sballottato a destra e a sinistra. Ma se tu sorvoli l'oceano con un aereo, ti sembra incredibilmente calmo e ordinato. E così vale per le questioni della nostra vita. Quando noi siamo invischiati nelle nostre spirali dell'anima, nelle nostre turbolenze, non riusciamo a vedere con chiarezza le situazioni.
Però quando amiamo ci alziamo sopra quelle situazioni e riusciamo a vedere con maggiore chiarezza il percorso da seguire. E in quel percorso noi magari dobbiamo essere anche decisi, forti, determinati, oppure accoglienti, sviluppare una dolcezza, oppure, come dire, utilizzare anche un aspetto di furbizia, non mi piace, però sì, di scaltrezza, no? Ok? Mm, Questo è. Quindi noi saremo incredibilmente intelligenti e ogni volta che amiamo siamo incredibilmente intelligenti. No? È il fatto che taluni, portati appunto per di sopraffare gli altri e pensano di essere i più furbi o quant'altro, e invece il fatto di essere furbo non vuol dire essere furbo nei confronti degli altri, essere furbo, diciamo, negli aspetti della vita, ma senza ledere gli altri. Non so se mi sono spiegato bene io, Certo, cioè quello che è che non devi ledere gli altri, non devi, cioè l'essere non il farti furbo. fregare. Diventa un essere furbo nel senso di non farti fregare. Sì, perché Eh, ci sono quelli che sono preposti per portarti, diciamo, a superare determinati ostacoli, ma la mia furbizia non deve mai ledere gli altri. no, se no non stai amando. Eh. Che sembra facile, ma è difficilissimo portare dentro un concetto e frenare l'ego, diciamo, interno della persona. Dipende a che cosa stai puntando. Se tu apri il cuore e stai puntando alla parte migliore, divina, immortale dell'altra persona, io sono certo che ti viene in mente cosa fare, cosa dire e come agire. A volte può sembrare magari un'azione rude, ma quell'azione sai che è come dire, gli stai togliendo la sedia da sotto il sedere perché è È utile fatta a che fin quella di persona bene, inizi a è fatta a camminare. fin di bene. Sì, ma non è solo un'intenzione, è proprio, è consapevole quell'azione lì. Cioè so che ti sto mettendo così, ti sto vicino, dato che ti ho tolto la sedia, Però ma il mio sono obiettivo è che tu consapevole, cammini sulle tue bravissimo. gambe. Ok? Poi a volte anche con le migliori intenzioni sbagliamo. La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Il fatto è, il fatto è agire nell'amore, a volte ci riusciamo, a volte sbagliamo. Pazienza, quando sbagliamo, comprendiamo che abbiamo sbagliato e nella prossima occasione agiremo in un altro modo. Oh, noi siamo fatti così. Quando io dico accoglienza, è che bisogna accogliere il fatto che noi ancora non siamo in grado di agire sempre costantemente nel bene, nella realizzazione del nostro percorso. A volte ci riusciamo, a volte meno. Non è Va bene. semplice, quello è vero. E Eh, Se facciamo bene, bene, se sbagliamo, impariamo e cerchiamo di agire diversamente da lì in poi. Va comunque bene, chi siamo mai fatti inizia così. mai arriverà a fine della strada. Ma infatti, chissà quante, ognuno di noi fa una montagna di errori e va bene così, e va bene così. L'importante è che si metta in cammino per cercare di superarli. Quello trasforma, quello trasforma. Una madre, quando il figlio sbaglia, sa che deve sbagliare, no? Giusto? Beh, abbiamo Marco da Cittadella che dice: Ma con tutti sti ragionamenti e considerazioni che state facendo, ma è così complicata la nostra vita? Con diversi interrogativi. E se la vita fosse un percorso che ci sorprende sempre e azzerra ogni nostra previsione? Altri interrogativi? Ma certo, allora, sì, la vita è, di fondo è semplice, ma si manifesta in un modo che per noi è complicato, perché, perché le cose semplici sono quelle che già sappiamo fare, le cose un po' più complicate sono il nostro territorio di crescita. A volte permettersi di crescere è un lasciare andare,
è un mollare, non volere il controllo su tutto, è il permettere che la vita ti sorprenda, come ha giustamente detto Marco. Ed è vero che è così. È proprio quando credi di aver capito tutto che la vita ti sorprende con qualcosa che ancora non hai capito. E proprio lì metti un altro tassello, è benissimo. Però, come dire, coltivare la fiducia, l'affidamento, il coraggio, non so, per alcuni magari è semplice, per altri lo è meno. Non so. Diciamo che a volte le domande sono riferite magari a persone che non credono alla reincarnazione, quindi di conseguenza per loro la vita è questa e basta, e di conseguenza non hanno altre aspettative. Mhm. E di conseguenza se non si fanno loro un dialogo interiore ci vorrà altro tempo, insomma, vuol dire che non sono pronti per determinati passaggi, quello dico io. Secondo te, Luciano, perché non ci ricordiamo le nostre vite precedenti quando nasciamo? Diciamo, poche persone hanno modo di poter ricordare qualcosina, perché secondo me sono delle protezioni. Perché Mhm. se ipotesi, che so, uno che ritorna e magari è stato, che so, un dittatore o ha fatto delle cose bestialissime, cavolo, è un peso non indifferente. Oh. Allora, quella è una, no? Giusto? Ma se tu ti ricordi non solo chi sei stato, ma che poi va tutto bene una volta che passi dall'altra parte, non è detto che tu ti dia da fare. Capito? È il famoso che, diciamo, vive sugli allori. Se io so che va tutto, ma scusa, immaginate anche questo, se noi avessimo una vita immortale, no? Se l'esperienza terrena fosse priva dell'esperienza della morte, non avremmo nessun senso di urgenza nel fare delle cose, non avremmo nessun senso di voler dare un senso alla nostra esperienza È qui. una protezione questa, non indifferente. Cioè, quindi il fatto di non ricordarselo, che siamo già stati, che abbiamo fatto, che abbiamo sbagliato, ma che poi abbiamo capito, che siamo migliorati, che il percorso che va tutto bene, alla fine, se noi non siamo sufficientemente coscienti e consapevoli di qual è il nostro ruolo nel mondo, rischia di renderci, come dire, dei turisti, ok? Che bevono lo spritz sotto la palma e che non fanno nient'altro. Non ci rende partecipi. Cioè, tu prova a immaginare, io ogni tanto penso, ma tu prova a immaginare la coscienza universale, che razza di potenza creativa che è. Cioè, questa è un concentrato di azione, di vitalità, di creatività, di arte, è il massimo dell'operatività con il massimo della bellezza e della creatività. Cioè, è una roba incredibile, no? E noi, noi invece, cioè, se non abbiamo degli stimoli a volte, tendiamo un po' magari ad afflosciarci lì nel nostro giardinetto, nel nostro angoletto, Sì, che è un po' curare anche quello che ci è solo stato quello. proposto dalla Chiesa Cattolica per qualche centinaio di anni, qualche migliaio di anni, diceva tu fai il bravo qui, che poi dopo stai lì a guardare, a contemplare Dio. Ma scusami, ma se tu stai facendo una cosa e la stai facendo con tutta te stessa, e c'è qualcuno che sta lì solo a guardarti, non ti viene di dirgli, boh, muoviti e dammi una mano anche tu, no? Cioè, quindi tu immaginati la più grande forza operativa del cosmo che ti crea, ti mette di fronte a delle possibilità di fare bene o di fare male. Quindi ti mette già lì lui, magari ti fa nascere povero in un paese disgraziato con la guerra e se sbagli e se ti incazzi perché sei nato in un paese povero con la guerra, finisci all'inferno. Se Pensa a te. invece fai il bravo bambino, finisci in paradiso a guardare lui che fa delle cose. Ma scusami, ma che visione del mondo è questa? Ma è una visione veramente ridicola. Adesso io l'ho semplificata, non me ne voglia chi. Però invece la visione Ha un che senso, io ho ovvio, ovvio. sposato
la visione che io ho abbracciato è una visione che ci rende partecipi del progetto cosmico, è una visione che ci permette di essere il massimo della creatività nel contesto in cui siamo e di operare al fianco di questa grande forza operatrice del cosmo. Sì, come ruota che ugualmente è mossa, no? Cioè noi muoviamo un ingranaggio che muove questo ingranaggio più grande e questo ingranaggio più grande muove questo ingranaggio più piccolo. È una compartecipazione e questo, caspita, è forte. Ma se noi non abbiamo la consapevolezza e non iniziamo a trovare la spinta dentro di noi, l'idea a volte di sapere che la morte è solo un passaggio, che non è poi un così grande problema per chi siamo noi veramente, rischia di essere un placebo, ok? Una copertina di Linus che ci permette di stare lì nel nostro orticello e in fin dei conti non muoverci perché tanto va tutto bene. No, noi veniamo qui per imparare ad essere creatori e questo noi ce lo dobbiamo ricordare. Quindi vogliamo accogliere l'idea di più vite, accogliamola con l'idea di agire nell'amore quotidianamente, sempre. Se no, andiamo alle Maldive con la palma e lo spritz e stiamo lì. E siamo lì. E dopo un po' ti annoi. Abbiamo Diego Non che dice da credi? Trento, avere delle certezze è utile o è meglio smantellarle? Dipende che certezze Dipende. sono. Dipende che certezze sono. Io Tieni la resto... disposizione, come dire, una verità è sempre sottoposta all'amore. Quindi, se tu hai delle certezze, ma la vita ti sta proponendo delle situazioni dove metterle in dubbio, non aver timore di metterle in dubbio. Quell'azione, quella determinata situazione, ti permetterà o di rinnovare quella certezza oppure di ampliarla e di trasformarla. Quindi questa è la fiducia nella vita e nel flusso degli eventi. Fausto Carotenuto dice questa cosa bellissima, che è il flusso degli eventi, intanto già questa idea di flusso, no? Cioè di qualcosa che ti scorre incontro, è il testo sacro della nostra vita. Quindi quello è ciò da cui noi dobbiamo imparare. Quello che ci succede nella vita è l'occasione migliore in cui sperimentare la nostra nuova azione, che non sia solo reazione, ma che sia azione cosciente. Bene, e noi siamo coscienti che abbiamo 2 minuti ancora, non di più, e quindi anche oggi, Anche diciamo, abbiamo terminato questa chiacchierata. Hai, Giordano, un contatto web o una pagina dove qualcuno magari volesse approfondire qualcosa? Guarda, mi trovate su Facebook e Instagram come Giordano De Marco, quindi non ho ancora niente di ufficiale. Uscirò con la pagina del mio studio che si chiama Imago e che si trova a Este Mhm. prossimamente, però non ancora. No, ecco. Se mi volete cercare e contattarmi, comunque su Facebook e Instagram Giordano De Marco e mi trovate. Bene. Io spero di non avervi annoiato. Non credo proprio dai messaggi che ho ricevuto e quindi è Siamo sempre riusciti ad una essere riflessione, abbastanza ecco. pratici. Sono, Spero che siamo sono... riusciti ad essere anche abbastanza pratici e non solo sofisti, che non sono Sì. filosofici. Quindi questo. Vi auguro di riuscire a fare un'azione d'amore in più al giorno, di aver capito un pochino di più, di aver intuito un po' di più che cos'è l'amore e che sosteniate la crescita del divino in voi e nelle persone intorno a voi. Bene, io ti ringrazio di cuore, ringrazio le radioascoltatrici e radioascoltatori. E Giordano, a un risentirci la prossima volta, che è sempre un piacere averti qui come per questa chiacchierata. E Grazie continuo ancora, Luciano, buona domenica a tutti e una risentirci grazie, più avanti. Grazie a ancora, presto. sai. Ciao e buona giornata. Ciao.